Il giro di affari complessivo registrato dai carabinieri nel corso dell'intera operazione Piazza Pulita è stato stimato in oltre 150.000 euro. Ricordiamo che le indagini sono partite nel mese di ottobre. Ogni giorno in media nel centro storico di Agrigento si registravano circa 40-50 scambi di stupefacente per oltre 120 grammi di droga smerciata e con un guadagno medio di oltre 600 euro. Ogni giorno. Inquietante il dato che è emerso durante le investigazioni. 32 segnalati alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti, la gran parte dei quali erano minorenni ed alcuni addirittura sedicenni. Giovani che all'uscita della scuola prima di andare a fare l'aperitivo si avventuravano volontariamente tra i vicoli per acquistare le dosi di droga. Uno dei dati più impressionanti che ha colpito gli investigatori è stata la determinazione, la sfrontatezza e la violenza con cui il presunto sodalizio operava indisturbato. In più occasioni, come documentato dalle telecamere installate dai carabinieri, gli investigati, spesso ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti, sono stati protagonisti di liti furibonde e in almeno 3 circostanze avrebbero anche violentemente aggredito talvolta a colpi di bottiglie di vetro in testa gli acquirenti minorenni o i residenti che provavano a protestare per quello smercio. I carabinieri di Agrigento in questi 6 mesi di investigazione hanno arrestato in flagranza di reato proprio nei pressi di piazza Ravanusella altri 16 soggetti sorpresi a spacciare droga proprio in quella zona. Era l'ottobre dello scorso anno quando i carabinieri hanno iniziato a pedinare i sospettati, ma quando si sono resi conto che tra i vicoli si aggiravano vere e proprie vedette, i militari hanno dovuto industriarsi, salendo sui tetti delle case del centro storico. Da lì hanno filmato di notte e di giorno i traffici di pusher e gli edifici abbandonati utilizzati dalla banda per nascondere la droga. I militari, coordinati dal sostituto procuratore Alessandra Russo, hanno disseminato in zona telecamere nascondendo gli anfratti più impensabili.